Luca. Grazie Luca. Qualcuno di voi è stato in Scozia? Solo uno, due. Allora bisogna che spiegano sia meglio. Anche mia? Capisci questo? Bravo Luca. Andiamo avanti. Ecco, questo è il titolo. Cerchiamo di capire questa sera come la devolution ha cambiato la Scozia e soprattutto se il cambiamento è dovuto effettivamente alla devolution o ad altri fattori. Questo cercherò di spiegare perché questa è la domanda da $1 milione ovviamente, no? Andiamo avanti. Ecco, questa è la Scozia, vedete? Qui abbiamo Edimburgo, nel fiordo di Forth, Glasgow. Queste sono le Highlands, ok? Perth, roccaforte dello Scottish National Party e nella parte centrale del sud delle Highlands. Sopra abbiamo Aberdeen, la quarta città più popolata e uno dei porti petroliferi più grandi del mondo. Perché cosa c'è in Scozia? Petrolio. Ci sono ancora 24 miliardi di barili di petrolio, si va avanti fino al 2060. Però vi farò vedere che nonostante questo, la Scozia oggi copre il 60% del consumo energetico con energie rinnovabili. Nonostante potrebbero anche non farlo. Poi abbiamo le isole. Se andate in Scozia vi suggerisco fortemente di visitare l'isola di Skye dove comanda il mio amico Ian Renwick. Comanda proprio nel senso medievale della cosa. Siccome è solamente lui praticamente il responsabile dello Scottish National Party per tutta quell'isola, praticamente come una specie di feudatario di una volta, però è una cosa stupenda perché praticamente conosce tutti, si passa di villaggio in villaggio e la birra da qua. Lì fanno il Talisker, che è il famoso whisky affumicato, se ne avete sentito parlare, va bene? Poi ci sono le ibridi esterne, questi invece erano ibridi interni dove c'è Sky. Lassù ci sono le Orcadi in italiano. Le Orcadi sono, ahimè, territorio di dominio dei liberal democratici, sono l'unico partito che ha quelle isolette lassù. Tutto il resto della Scozia è praticamente rossa, okay? Nel senso che la Scozia tradizionalmente è sempre stata una terra socialista, okay? Partito laburista, finché ha preso in mano le cose lo Scottish National Party circa una decina di anni fa, e adesso lo Scottish National Party, che è giallo-nero, che copre gran parte dei seggi. I conservatori in Scozia sono come i panda, ce ne sono solamente due, uno è Edimburgo e l'altro non mi ricordo più. Andiamo avanti. Naturalmente la Scozia era nota fin dai tempi dei Romani, che andavano dappertutto, e c'erano arrivati fino al Valle di Adriano, che avevano iniziato nel 122 d.C. Una ventina d'anni dopo sono andati ancora più in sud, dove oggi c'è Edimburgo, ed hanno costruito il Valle Antonino. Non che sia solo qui Adriano, così anche qui Antonino, va bene? Dopo il segato al mare, massa freddo, faceva paura, tutta questa faccia blu, per quello si chiamavano Picti, non so se lo sapete, va bene? E abbastanza aggressivi, ostili, insomma, non molto civilizzabili. Andiamo avanti? Ecco, vedete, noi abbiamo una popolazione un po' come il Veneto, un pochino di più, 5.300.000 persone circa, di cui 892.000 over 65 anziani, e quindi meno che in Veneto. In Veneto ci sono 1.250.000 e passa sopra i 65 anni, quindi i veneti sono più vecchi degli scozzesi in paragone. Poi il rapporto maschio e femmina è più o meno uguale, si vive un pochino meno in Scozia, ok? Si vive i maschi di età media di 76 anni e le femmine di 80. Sono quasi tutti bianchi scozzesi autoctoni, va bene? Circa il 96%. Per ragioni strane l'immigrazione è ancora contenuta entro il 5-6%, mentre in Italia è un valore doppio di questo, si viaggia sul 10%, il Veneto il 12%, è una delle regioni con più immigrati, è sopra la media nazionale dell'immigrazione. Avanti.
città più grandi, ve ne ho già parlato un pochino. Ecco, questo dato importante, la ratio fra popolazione urbana e popolazione rurale è di 81%, 18%, è tanto che il 20% della popolazione in Scozia sia ancora rurale, cioè il contrario di quello che succede nel Veneto, che è stato quasi tutto ormai urbanizzato, non fai 300 metri senza avere una casa qua praticamente, tranne forse qualche zona nel Bellunese, magari verso il Polesano, verso il Delta, va bene? Tutto il resto del Veneto c'è una casa privata praticamente. Invece in Scozia sono ancora territori come le Highlands, dove puoi fare miglia e miglia e miglia, non trovi mica niente. Okay? Questo ha contato moltissimo per il successo elettorale dello Scottish National Party, perché tradizionalmente le popolazioni rurali sono più in favore del localismo, perché Londra si dimentica di quei territori qua. E quando vengo qua in Veneto a fare propaganda, infatti i miei amici bellunesi mi raccontano le stesse cose, un po' come quelli delle Highlands. Andiamo avanti, come nuclei familiari siamo in una situazione simile. Vedete che si tende ad avere anche là un 34% ormai di famiglie con una persona sola e anziani aiutati molto spesso dai servizi sociali. Andiamo avanti. Veneto, popolazione un po' inferiore ai 5 milioni, più o meno lo stesso rapporto maschio-femmina che in Scozia, però guardate, gli stranieri sono doppio da noi, cioè da noi in Veneto. E guardate questo fa paura, più del 21% sopra i 65 anni, associato al tasso di famiglie, di nuclei familiari con una persona, significa che questa è una popolazione che sta diventando di vecchi, in sostanza, scusatemi i termini politicamente incorretti, e soli. Non è una cosa bella. E soprattutto, guardate questo fa paura. Età media delle donne al primo figlio, 31 anni e 7 mesi. Anzi, virgola 7 è un dato numerico. Quindi è una cosa che fa paura. Perché fa paura? Perché il tasso di fecondità solo nel 2013 era di 1,42, in Francia è quasi del 2. Cosa significa un tasso di fecondità? A me non piace questa parola, preferisco il tasso di filiazione, perché una donna può essere feconda semplicemente non volere di avere figli praticamente per scelta sua. Invece il tasso di filiazione ti dà un'idea più concreta di quello che succede. 1,42 significa che dopo una generazione la razza si estingue. Va bene? Il tasso di filiazione di una famiglia islamica media in Francia, ma anche in Inghilterra, è di 6 figli per famiglia. Riuscite a vedere la sfera di cristallo? Vedete cosa c'è scritto quando si arriva come nella macchina del tempo del film? All'anno 2045? Plim plom, tutti islamici. Ok? Queste cose la gente deve cominciare a capirle, perché se non si capiscono adesso tutti quei bei diritti civili, femminismo, sinistra, questo e quello hanno conquistato negli ultimi 30-40 anni, bye bye, ok? E anche dal punto di vista economico la Sharia non è solo una cosa di valore morale o disciplinare che dipende dal Corano, ma anche di tipo economico. I prestiti si fanno senza interessi, perché è contrario al Corano fare prestiti con interessi, come era anche per la religione cattolica, l'usura ovviamente non va bene, è un peccato. Significa cambiare tutto il sistema di mutui, di prestiti, di loans, di come si chiamano qua in Italia non lo so, quindi uno scombussolamento totale dell'economia di quel paese. Ieri hanno eletto un sindaco musulmano a Londra. Il 30% dei londinesi sono musulmani. Non siamo distanti. Sfera di cristallo, la vedete? Fra 20-30 anni? Andiamo avanti. Questo più o meno vi ho già detto, andiamo avanti. Questo sono io con Alex Salmond, il primo ministro praticamente del governatore della Scozia, fino a 2 anni fa, quando ha preso cambio Nicola Sturgeon, bravissima, era la sua vice, persona fantastica. I politici là
un po' come in tutti i paesi anglosassoni, sono approcciabili, metti a discutere con loro, siamo messi a parlare per mezz'ora dietro il palco prima del suo discorso, non c'è quella diffidenza, quell'arroganza, quella distanza, no? Io sono io, tu non sei, come nel Marchese del Grillo, no? Non c'è uno che deve andare in giro con 20, ho letto, ed è vero, 20, com'è che si chiamano quelle della polizia? Le scorte, sì, le macchine di scorta della polizia, no? Le civette, la polizia, come si chiama? 20 vetture in sostanza della polizia, più un'ambulanza c'era anche. In una foto, in un video che ho visto, cosa da pazzi? Non è questo modo di fare politica, bisogna parlare con la gente, risolvere i problemi della gente, devi avere paura della gente, andiamo avanti. PIL della Scozia. Allora, dati aprile 2016, io non mi prendo in giro, io le elezioni me le preparo accuratamente, con i dati più freschi possibili. Queste sono tutte fonti governative dell'ufficio statistico della Scozia, accessibili in internet a chiunque. 142 miliardi di sterline, con il petrolio 153 miliardi, un valore di PIL pro capite che va dai 26.400 ai 28.500 sterline l'anno, cioè circa 30-35 mila euro. Non sono tantissimi, ma guarda che in Veneto c'è vicino ancora oggi. Il consumo però è aumentato recentemente, perché adesso siete tutti contenti, e quindi spende. Andiamo avanti. Ecco, questo è importante, vedete che dalla devolution del 99 si passa a un gross value added, che significa il valore aggiunto, cioè sarebbe il PIL, quello che chiamano PIL netto anche, senza i costi base, praticamente. PIL che vi dicono nei giornali, eccetera, è il valore grosso lordo, cioè di tutta la produzione, praticamente. Se togliete i costi base, e in alcuni calcoli tolgono anche le tasse, avete questo PIL che si chiama valore aggiunto nel sistema fiscale italiano. Mi ha aiutato anche un consulente di Venetian Ambassadors, il dottor Beppe Mauri Treviso, che è bravissimo, che ha uno studio a Londra, e devo ringraziarlo anche lui per questa presentazione. Quello che passa quindi da 13.000 e passa sterline raddoppia quasi nel 2013, questo è un effetto della devolution. Aumenta il tasso di occupazione, il reddito disponibile per famiglia, vedete anche questo raddoppia, la disoccupazione un pochino aumenta, ma questo per effetto della recessione globale del 2008 e 2009 che adesso stanno recuperando, perché questo in realtà è un dato che si trova anche in Inghilterra, anche in altri paesi del mondo ovviamente. Però vedete i rapporti fra proporzione, cioè quasi tutto è diventato il doppio, ma soprattutto la produttività della Scozia, che era pari a un valore di 100 dell'Inghilterra, metti il valore 100 dell'Inghilterra, era del 98,29%, raggiunge lo stesso valore della produttività dell'Inghilterra, 100%, nel 2013, in 14 anni soltanto. Va bene, significa che in 14 anni passa dalla posizione quarta, entra nelle prime 3 distretti, perché sono 2 distretti in Gran Bretagna, non c'è solo la Scozia, il Galles, il Nord Irlanda, ma ci sono anche altri, più produttiva della Gran Bretagna. Anche la base settimanale aumenta quasi, raddoppia. Andiamo avanti. La crescita del PIL dal 1999, anno in cui si apre il Parlamento scozzese per la prima volta dopo 300 anni, per effetto della vittoria al referendum del Revolution del 97, è in crescita continua di 1,4% ogni anno, quindi prendendo anche dentro la decrescita della recessione globale del 2008, va bene? Quindi va sempre in su. Qui c'è una forza anche di recuperare dalla recessione, non solo di continuare a crescere economicamente con un sistema autonomo. Meglio ancora se fosse indipendente. Il PIL pro capite è aumentato del 62% dal 99. Andiamo avanti. Vedete come ha recuperato nonostante la recessione, ha continuato a crescere e è ritornato a crescere ancora dopo il 2012. Avanti. Terzo paese più ricco d'Europa. Avanti. Il Veneto ha un PIL
avevo qui nel 2013, dovete perdonarmi se i dati questi sono riuscito a trovare con l'ufficio della regione, di 147 miliardi di euro, che sono circa il 10% del PIL italiano. È tanto. Senza il Veneto l'Italia è finita, morta. Ok? Non ce la fa mica. Quindi il Veneto produce da solo lo stesso PIL della Scozia o quasi senza il petrolio. Ma vi rendete conto chi siamo noi? Per capire la nostra forza bisogna guardare i numeri, non le chiacchiere dei politici. Terza regione più ricca d'Italia, c'era stata una lieve crescita alla fine del 2014 che Renzi spacciava come la ripresa, adesso ha risolto tutto quanto, eccetera. Forse lieve effetto del Job Act, non è ancora chiaro, e dopo è ritornato in recessione. Non siete in crescita, brutta notizia. La curva è ritornata negativa. Reddito medio per famiglia nel 2015 comunque era sempre di 20.000 euro e qualcosa, quindi un terzo in meno di quello che hanno in Scozia, Belluno probabilmente la più ricca. Questo è il consumo mensile medio per famiglia, però sono più di 2.500 euro, sono tanti, perché gran parte della gente non li ha. E se per quello che noi arriva a fine mese, e se per quello che fa ancora più debiti, e se per quello che il sistema collassa. 15,5% delle spese alimentari sono anche diminuite, e 84,5% non alimentari, questi sì affitti, in gran parte, e i trasporti e la benzina costano ancora di più, se ben che nel resto del mondo la costa manco. E dopo assistenza anziani, questi 500 euro sono una media spesa annuale spalmata su 5 milioni di redditi, quindi significa che chi effettivamente sta a carico degli anziani probabilmente ha spese che vanno dai 1.000 ai 1.500 euro di media al mese, sono tanti. Uno stipendio di una coppia del giovane con sua papà e sua mamma disabili da assistere non gliela fa, okay. E invece lo Stato te taglia i fondi. Andiamo avanti? Qua abbiamo fatto, questa è stata la seconda edizione della Marcia di Edimburgo 2013, abbiamo fatto anche un'ambasciata per fare ovviamente propaganda, l'idea di è importante fare queste cose, perché bucano il video, e anche perché noi effettivamente ci vediamo come indipendenti. Questo è lo hub di Londra, è una bellissima chiesa gotica in centro di Edimburgo, oggi adibita a conferenze internazionali. Qui ho organizzato una conferenza con imprenditori scozzesi e veneti e con l'ex ministro dell'impresa Jim Maters, che siamo in ottimi rapporti di amicizia, anche lui Scottish National Park, gli spiegava appunto cosa è successo in Scozia. Andiamo avanti. In Scozia, come in altre parti del mondo, il settore manifatturiero si è contratto negli ultimi 30 anni a favore vedete voi? Bravo Giovanni. Terziario, cioè i servizi, va bene? Servizi di tipo amministrativo, legale, finanziario, bancario, soprattutto in Scozia, sono fra le 4 banche più grandi del mondo, ma anche quelli commerciali, ovviamente turistici, questi sono servizi, no? Infatti oggi andiamo avanti ancora, copre quasi 2/3 della produzione scozzese, laddove il manifatturiero si è ridotto dal 30 e passa per cento, manifatturiero significa piccola e media impresa in gran parte in sostanza, no? Al 9%, ok? Andiamo avanti? Quindi se voi avete una fotografia della Scozia, in termini di proporzioni, immagine e livello di produttività, il settore più grande è il terziario, che copre più del 50%, quasi 60%. Va molto ovviamente il petrolio con i gas naturali, 35 miliardi di sterline all'anno, circa 50 miliardi di euro all'anno. Poi c'è il settore costruzioni che adesso è in espansione, adesso in Inghilterra si costruisce dappertutto praticamente. Le case, guardate qua, 13 miliardi di agroalimentare, di cui solo il whisky fa 4 miliardi e mezzo quasi all'anno di PIL. Okay. Poi c'è il turismo, 5 miliardi, ma noi in Veneto li battiamo, cazzo. Scusatemi la parola. Noi li battiamo in Veneto, abbiamo più di 8 miliardi solamente di turismo, va bene, di PIL all'anno. Sorpresa,
La moda, fashion, non so se lo sapevate, Edimburgo è diventata una delle capitali della moda europea. Cosa è successo negli ultimi 10 anni, onestamente? Guarda, massimo di kit o non andare in giro con quei sciarpe, come si chiama, della lana locale. Merino. Infatti, questa che era tradizionalmente l'industria più importante della Scozia dal 700 in poi, cioè la lana di pecora, si è ridotta ormai all'ultimo posto fra settori produttivi. E poi c'è l'educazione, istruzione, università, scuole, porta schiavi. Perché che 6 milioni di università del mondo adesso in Scozia? Perché l'indice fra il numero di pubblicazioni scientifiche e il numero di studenti è il secondo dopo quello della Svizzera? Perché che porta dentro 1,5 miliardi ogni anno del PIL? Quindi fare istruzione, fare cultura non è perdere tempo o soldi, fa industria. Andiamo avanti? Qui sono in distribuzione di vari settori di produzione, andiamo avanti, ho appena detto. Torniamo a noi. Dove siamo? A Bassano del Grappa, dove sono nato io. 52 anni fa e qualcosa. Vedete che bello che è qua. La vogliamo perdere sta roba qua? No. La vogliamo dar via? No. La vogliamo svendere? Sti gioielli qua. La gente che magari è pianeti distanti dalla nostra cultura e che potrebbe anche demolirla, magari, chissà, per farci qualcos'altro. Andiamo avanti. Ecco la differenza. Il manifatturiero invece in Veneto non si è contratto più di tanto. È vero che sta diminuendo anche qua, però è sempre più di 1/3 della produzione totale del Veneto. Quindi è ancora l'ossatura della nostra imprenditoria, specialmente della piccola e media impresa. Guai a toccare il manifatturiero. Il terziario si è espanso come in altre aree del mondo, il turismo, centrale atomica, prima industria del Veneto, perché 16 milioni di arrivi solo nel 2013, 65 milioni di pernottamenti. Cioè, come si fa a toccare il turismo? Il Veneto dovrebbe essere una delle prime cose da devolvere in una devolution. Va bene come è stato fatto in Scozia? In parte si può ancora anche in Veneto, ma è un po' più complicato che in Scozia. Costruzioni invece stanno andando in crisi, cultura, 38.000 imprese nel 2014, 8,3 miliardi di euro. Si vede che noi siamo capaci di fare soldi tramite la cultura. Cultura fa soldi, fa business. 160.000 posti. È un'industria, 160.000 posti di lavoro, solo quello. Andiamo avanti. Qui sono dati di turismo, possiamo andare veloci, avanti. Vedete, scusami, torno un attimo indietro, il numero di posti letto che c'ha il Veneto è tra la quarta regione in Italia, perché qui sarebbe Trentino Alto Adige messi insieme, Bolzano e Trento, poi c'è Val d'Aosta, poi c'è Marche, Toscana, è la quinta regione per posti letto. Siamo pieni di posti letto, soprattutto Venezia, Garda, eccetera. Andiamo avanti. Torniamo in Scozia, esportazioni. La Scozia esporta in gran parte, ovvio, in Inghilterra, quindi esporta il 64% va in Inghilterra, circa 50 miliardi di sterline all'anno, circa 70 miliardi di euro all'anno vanno in esportazioni in Inghilterra. Cosa significa? Significa che se noi diventiamo autonomi, va bene? Io sono indipendentista, tra l'altro, ve lo dico subito, io sono ancora oltre l'autonomia, ma anche se solo diventassimo veramente autonomi, ok? Noi continueremo ad essere una ricchezza per l'Italia, perché comunque rimarrebbe il nostro primo partner commerciale. Quindi non è vero che è una cosa egoistica, quella di essere più autonomi. È una cosa che in realtà porterebbe ancora più soldi all'Italia, come a fare la Scozia, perché il 64% di esportazione sono tante. Poi gli altri stati sono il resto del mondo, soprattutto gli Stati Uniti, poi d'Europa è la prima che importa dalla Scozia è l'Olanda, seguita dalla Francia, Germania e Norvegia. Soprattutto agroalimentare, la foto parla da sé, salmone, whisky, poi energia, chimica, farmaceutica e in parte anche manifattura. Andiamo avanti.
Ricordatevi quel 27 miliardi di esportazioni all'anno, perché adesso vi scioccherò. Andiamo avanti. Cos'è questo? Che cosa vi suggerisce questa composizione fotografica? Questa è una proporzione delle esportazioni del Veneto. Atomico, prosecco. Ormai si distribuisce in gran parte dei paesi occidentali. Manca ancora, ve lo dico qua, tenetevelo per voi, una rete di distribuzione in Scozia. Il primo che lo fa come Paperone dei Paperoni che andava in Klondike a firmare per miniera d'oro. Tutto da fare. Ok? Però in Inghilterra è fortissimo. E tocca importarlo da Londra, ma da sui ricambio, figurare, insomma. Pedame, Concerie, Vicentino, eccetera. Seconda centrale nucleare del Veneto, cosa sono? Gli occhiali, chi sei? Exotica. Sì. Da vecchio, giusto? E gioielleria a Vicenza, ma anche, questo forse non lo sapevate, la rifinitura dell'oro. E tutto l'indotto che ci va dietro, dai laboratori di fusione a quelli che calibrano l'oro, a quelli che controllano la caratura dell'oro, e noi veneti, specialmente vicentini e padovani, abbiamo brevettato macchine che riescono a darti una precisione quasi del 100% sulla purezza dell'oro senza contaminare l'ambiente. Macchinari che ci sono comprati da Canada, Cina, Thailandia, Svizzera, Belgio, Emirati Arabi Uniti, tutti sanno che il Veneto è uno dei posti dove ci sono i migliori laboratori di precisione nel controllo della caratura dell'oro. Io li ho conosciuti questi imprenditori perché come direttore di Venetian Ambassadors ho partecipato alla mostra dei rifinitori d'oro di Londra l'anno scorso, dove che c'erano tutte le più grandi compagnie di rifinitura del mondo, russi in primis. Agroalimentare, scarpe, si sa. Andiamo avanti e naturalmente scusatemi gli arredamenti, chiaro, specialmente in questa zona, Verona, insomma, sapete, no? Mobili, eccetera. Guardate là, 54 miliardi di euro nel 2014, ma questo è il doppio di quello che esporta la Scozia. Il Veneto esporta quasi il doppio, anzi precisamente il doppio, era 27 miliardi, scusatemi, di sterline, quindi circa 35 miliardi di euro. Questi qua sono 20 miliardi di più, esporta il Veneto da solo dell'intera Scozia. Non ha i numeri per essere indipendente, tanto più per essere autonomo, ma chi ci ferma se fossimo liberi? Terzo PIL regionale, seconda regione in Italia per export, eccetera, eccetera. Naturalmente la Germania è uno dei principali partnership dopo l'Italia, però seguita da Francia, USA, Regno Unito, eccetera. Andiamo avanti, siamo qua? Qui siamo, vediamo se qualcuno lo sa. Allora, voi sapete che le civiltà più prospere, più fluorescenti, no? Nel corso della storia, amano automagnificarsi costruendo delle statue giganti. Vi ricordate? Il gigante di Rodi e le torri di Kuala Lumpur in Malesia, quando c'erano le famose 7 sigle a fine anni 90, pieni di soldi, Emirati Arabi Uniti, delle cose pazzesche. È un qualcosa di psicologico per dimostrare io ce l'ho più grosso di te, sostanze. Ecco, è un concetto quasi freudiano, se me lo passate. Va bene? Sono psichiatra, quindi sono familiare con queste cose. Questi sono i cavalli di Falkirk. Falkirk è la cittadina dove c'è la raffineria di petrolio della Scozia, va bene? Nota nella storia, si fa anche un grande incendio nell'80, eccetera. Che si è trasformata da una cittadina di operai, sempre sporchi di nero, di olio nero, a una cittadina di media borghesia, che oggi appunto dice al mondo: guardate noi, siamo fra i più potenti. Andiamo avanti.
Forze lavorative. Adesso non tremate, perché so com'è la situazione in Veneto. Quindi è un pochino ingiusto farvi vedere questi numeri qua. Però in Scozia hanno 2.636.000 persone occupate su una popolazione di poco più di 5 milioni di persone. Quindi si parla del 74,8% dell'occupazione, più che in Inghilterra. Q4 significa ultimo quartile, ultimo trimestre. Nell'ultimo trimestre del 2015, quindi sono dati abbastanza recenti, 162.000 disoccupati solo sono scesi al 5,8%, con un pochino di più che in Inghilterra, comunque sono scesi dal 7-8% che erano qualche tempo fa. Job seeking allowance sono quelli che cercano i sussidi, sono diminuiti, soprattutto nel settore privato, quasi 2 milioni di impiegati, che rappresenta il 77% del totale. Gran parte dell'occupazione è privata. Il settore pubblico invece è diminuito ed è calato al 23%. Andiamo avanti. Avanti ancora. Avanti. Calo del settore impiego pubblico negli ultimi anni. Avanti. Cosa significa invece in Veneto? In Veneto abbiamo dal 2008 al 2014 un tasso di occupazione che cala dal 68,3% per quelli che hanno più di 20 anni fino a 64 anni, quindi l'età lavorativa, al 60,5% del 2015, tasso di disoccupazione quasi raddoppia nel giro di solamente 6 anni, se non sbaglio. Andiamo avanti. Guardate dov'è il Veneto. Questa è la geografia del pubblico impiego, questa è la regione di dipendenti pubblici per ogni 1000 abitanti, quindi guardate chi c'è lassù, guardate chi c'è qua giù, Veneto 32 su 1000, Calabria 51 e poi sempre di più. Avanti, dobbiamo accelerare perché abbiamo altre cose. Poi c'è anche un problema di un grosso divario di occupazione fra maschi e femmini, e i maschi sono molto più occupati ancora in Veneto e nel resto d'Italia, in Scozia invece è più equalitaria, più esatto. Avanti, questa è la situazione di adesso. 24,7% di disoccupati nel Veneto, è una media spalmata su tutti. Sui giovani, scusatemi, quello che si diceva prima, il 13-14% della media spalmata su tutti. Sui giovani diventa il 24,7%, è tantissimo, 1 su 4, va bene? E addirittura la media italiana è del 40%. Questo spiega perché tutti i vostri figli, nipoti, eccetera, ogni settimana invece adesso fare un giretto a Londra o fare un giretto a Copenaghen, che tira molto in questi giorni, o in Germania, o in Francia, o in America, o in Australia. Andiamo avanti. Che cosa può favorire la devolution in termini imprenditoriali? So che ci sono imprenditori con noi questa sera. Significa un aumento vertiginoso della piccola e media impresa a causa della detassazione, perché c'è stato in marzo 2015 c'erano 361.000 e passa imprese, con un aumento di soli 7,8% dal marzo dell'anno prima, di cui circa il 99,4% sono tutte imprese private, che rappresentano 1,2 milioni di posti di lavoro. Numeri grossi di qua. E il valore più alto a partire del 2000, cioè poco dopo la devolution. Andiamo avanti. Le piccole imprese sono soprattutto quelle che non hanno più di 49 impiegati, medi invece vanno da 50 a 249. Piccole imprese fanno la voce grossa, la voce del leone, il 98%, prendono circa il 70%, il 70% poi di queste sono imprese senza impiegati, cosiddette ditte singole si chiamano qua, no? Un lavoratore basta, senza dipendenti. E non sono registrate con l'IVA, perché in Inghilterra, in Scozia, in Galles, in Nord Irlanda, come sapete tutti,
L'IVA comincia a pagarsi solo quando hai un reddito, che sia personale o che sia di impresa, superiore a 83.000 sterline all'anno, circa 100.000 euro all'anno. Prima non te paghi l'IVA, va bene? Sto parlando di impresa, scusate, non di reddito personale. Avanti. Dal 2000 al 2015 c'è stato un aumento del 50,6% delle imprese private. C'è stato un aumento del più del doppio delle imprese senza partita IVA, che è normale e legale. Se non hai ancora abbastanza reddito non la paghi, punto e basta. Un aumento del 14,6% delle partite IVA significa che se quelli che fa bene, perché ce la fate più di 83.000 sterline all'anno, va bene? Le medie imprese, i medi grandi non hanno cambiato tanto. Andiamo avanti. Queste sono cose che vengono con l'Evolution, per esempio lo Small Business Scheme. Small Business Scheme Bonus, che cos'è? Hai dei giovani in coppie che vogliono mettere su un'impresa piccolina, a seconda della quadratura dell'ufficio o del posto, insomma, qua si direbbe, come se si chiama, dove gli piace imprese dei paesi capanoni, no? Però insomma, a seconda della quadratura del posto si paga una certa tassa, sono tasse indirette sul profitto dell'impresa. Quindi fino a valori di 10.000 sterline all'anno non si paga niente e comincia a pagare solo dopo il 50% delle 12.000-18.000 sterline. Andiamo avanti. Questo ha aiutato tantissimo giovani a cominciare a fare imprese. Guardate il Veneto. 442.000 imprese attive nel 2013, date Infocamere. Nel 2014 erano già diminuite di 3.000 unità. Cioè, nello stesso anno in cui la Scozia ha visto nascere quasi 4.000 imprese in più, il Veneto le ha viste perdere. 22.300 imprese hanno chiuso tra il 2008 e il 2014. Quel 5% sembra poco, è tantissimo perché non si famiglia di una persona sola che si fiori, che si indotto, che si qui che ha a pagare le fatture, che si qui che ha a pagare qui altro, che si in debito con qui altro, eccetera, eccetera. Capite? Andiamo avanti? Guardate, adesso queste qui sono divise per forma giuridica, possiamo anche saltare questo, andiamo avanti dopo. Settori che hanno perso moltissimo: agricoltura, industria manifatturiera, costruzioni, trasporti. Invece il turismo è andato un po' meglio, però il totale è sempre negativo, più di 23.000 imprese perse tra il 2008 e il 2014, è un disastro. Questa è una guerra, in termini economici questa è una guerra, vabbè, qui sono morti. Okay. E infatti andiamo avanti, boom, suicidi tra gli imprenditori, solo nei primi 4 mesi del 2012, 12, sono tantissimi, va bene? Ed è già allora il valore più alto d'Italia. Andiamo avanti, sono dati del CGA di Mestre, qui voi conoscono già. Energie, nonostante che abbia un sacco di petrolio e che abbiano erano 370.000 impiegati solo nel settore del petrolio. Immaginate queste piattaforme enormi, no? In mezzo al mare del nord, chi vive per mesi, eccetera. Però gli elicotteri dopo, anche qui che fa i pendolari dalle piattaforme all'Inghilterra, e non sia solo scozzesi, che sia anche inglesi, anche altri europei, che cose futuristiche. Oggi sono in realtà quasi 400.000. BP, Shell, eccetera. Nonostante questo andiamo avanti. Eolico, 25% delle risorse eoliche dell'intera Europa, 25% delle risorse energia mare dell'intera Europa, 10% delle risorse energia onda marina. Adesso vi spiego come che funziona. Con un target nel 2020 tutte le energie elettriche a fonti alternative, adesso siamo sul 50%, già coperto dalle energie rinnovabili, va bene? Ci abbiamo anche noi. Non abbiamo tanto vento come loro, questo è vero, però il mare avremo, insomma, non staremo il mare Adriatico sul laghetto, no, che sarebbe anche qua possibilità di fare qualcosa. Andiamo avanti. Ci sono due sistemi, uno che sfrutta le onde di superficie, no? E gli altri invece correnti sotto, ok? Le maree, bravo. Andiamo avanti. Vedete che il pezzo più rosso è coperto dall'eolico con il sole,
pensa che sono Dipende quindi praticamente l'eolico e le onde marine e quelle di superficie. C'è una parte ridottissima ormai dell'energia idroelettrica che è ancora quella che si usa invece dalle nostre parti, che è poco più del 12-13%, e poi ancora meno. Sta facendo delle biomasse, io non mi capito tanto bene, perché qua adesso stanno puntando sulle biomasse, adesso spero che cambino direzione. Non mi sembra una cosa carina, mettere terreni a coltivazione per poi utilizzarli, praticamente per produrre energia, quando si può avere lo stesso la stessa produzione di energia come avete visto qua, dal sole. Non abbiamo sole noi, vabbè, non abbiamo un vento come in Scozia, c'è un pochino ma non tanto, però abbiamo sole chiaramente e il mare. Sole e mare dovrebbe essere qua e basta. Andiamo avanti. Ma queste cose non si possono fare se dipendiamo da Roma. Perché Roma ha interessi ovviamente politici di corruzione eccetera per pagare tangenti questo e quello per mantenere ovviamente quel tipo. Sulla questione delle biomasse però non è che dipendiamo da Roma, cioè è una questione. Sì, infatti dopo c'è qualcosa. Sulle biomasse si è un po' interrotta la filiera, ormai è già acqua passata. Hai visto? Questa è la spesa della Scozia per la ricerca, quasi tutta privata, comunque solamente uno 0,6% del GDP. In Italia spende di più per la ricerca. E dove vanno questi soldi? Andiamo avanti. Questo è il consumo di energia in kilowattora per ora per abitanti. Il Veneto è uno dei più, qui consuma di più, ovviamente che ha anche più industria, più imprese. Andiamo avanti. Questo è il consumo interno lordo, consumo di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili. E qui il Veneto non fa mica tanto bene, però, cioè scusate, vedete che il Veneto farebbe anche meglio del resto dell'Italia. No, scusate, il contrario, il Veneto non fa abbastanza bene come il resto d'Italia, potrebbe fare molto di più. Andiamo avanti. Parli di consumo interno. Parlo di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili. L'Italia sta andando intorno al 20%, no scusate, questo è il Veneto, invece la media nazionale è del 30%, ancora a metà della copertura di energia rinnovabile da parte della Scozia però, okay. E vedo non fa bene come il resto d'Italia, potrebbe fare molto meglio. Andiamo avanti. La spesa totale di ricerca per sviluppo in Italia è di circa 1% del PIL, 1,2-1,3%, la media europea, lo Stato europeo dovrebbe essere 1,5%, okay. E il Veneto un pochino sotto. Andiamo avanti. Ecco. E qui vediamo i conti della serva, come si diceva una volta. L'introito fiscale in Scozia del 2012-2013, l'anno finanziario in quei paesi finisce il 5 aprile di ogni anno, comincia il 6 aprile, comincia quello nuovo. 47,6 miliardi, senza contare però il settore del mare del nord. Contando anche il settore del mare del nord come quota geografica si arriva a 53,1 miliardi di introiti fiscali, cioè di tasse che arrivano dentro, va bene, alla Scozia. Andiamo avanti. Dalla Scozia, scusatemi. E invece però la Gran Bretagna spende 65,2 miliardi di spesa, che sono circa il 10% della spesa di tutta la Gran Bretagna. Guardate questo numero. Allora, a Londra al governo centrale arrivano 47,6 miliardi di sterline all'anno scozzesi di tasse. Londra, tutta la Gran Bretagna, il governo centrale, spende per la Scozia 65,2 miliardi. C'è un meno qua. Quello lì, secondo voi, è un residuo fiscale? Quello lì è il contrario di un residuo fiscale. Quello lì è esattamente il contrario di quello che succede in Veneto. Che chiedevano gli altri. Cioè vuol dire che in Scozia, nonostante sono quelli che martellano per l'indipendenza, Londra gli dà un sacco di soldi però, di più di quanti ne prendono in tasse. Mentre da noi è il contrario in Veneto. Ed è quasi la stessa figura, perché mi pare che si parlava prima di 20 miliardi, 21 miliardi di euro, che sono rispondenti di quella cifra in sterline. Sì. Ma non può essere una coincidenza, va bene? E poi era rapido, perché martellano per l'indipendenza? Poi veniamo anche a quello.
e spiegherò perché il modello Perché se svegliamo noi l'autonomia può servire. Andiamo avanti. Vorrei per capire. No, che ne capivo. Sì, dai, che Giovanni. Spesa statale la conosciamo in Italia di circa, in Veneto nel 2013 era circa 11.000 e passa euro per cittadino. Andiamo avanti. Boom! Lombardia, qui siamo nel 2012 e infatti avevo messo apposta la Sicilia. Lombardia, 170 miliardi di entrate in tasse, spese 116 miliardi, questo è il residuo fiscale. Più di 50 miliardi c'è la Lombardia, ovviamente c'è anche più grande. Noi, questo è il 2012, circa 20.000 miliardi, adesso sono di più, sono sui 20-21 infatti. Sicilia, all'inizio. Dove che vai a scrivere che parte? La gente bisogna fargli vedere i numeri. Se la gente parli solo di slogan e gli dici ma vogliamo l'autonomia, ma vogliamo l'indipendenza, sì, ma perché? Perché gli altri sono più bravi, storia, identità, eccetera. No, fai vedere questi numeri qua. Questi sono quelli che persuade la gente a cambiare, no? E il voto alla fine. Tutti i notaggi che sono tanto bravi, no, perché c'è un terrorismo, sì, però intanto anche loro ha un pochetto del residuo fiscale, non si cambia mai, cioè se fossimo come ora tutto sommato, motivo di più, per dire, insomma, sto modello non è poi così sbagliato. Andiamo avanti. Debito pubblico non ve lo dico neanche perché sennò vi abbiamo infarto, anche perché questo era del 2014, siamo avanti, siamo a 2 miliardi 100 e passa milioni adesso di euro, siamo a più di 2.200 miliardi di euro. Andiamo avanti. Rapporto debito PIL 132%, pensate che in Inghilterra da sola c'è circa il 60%. Okay. Andiamo avanti. Indebitamento netto meno 3%, sì, ma certamente dovevamo stare dentro i parametri di Maastricht. Cavoli, ci sono riusciti a starci, ma come sono riusciti a starci? Calando la spesa che avevamo visto prima? No, guarda come vi ha fatto. Andiamo avanti. Boom, pressione fiscale. Questo è un dato spalmato su 5 milioni di Veneto, compreso il bambino che nasce oggi e a 99 anni che muore stanotte. Ok? Questo significa che per una piccola e media impresa è il doppio di tassazione. Infatti, andiamo avanti. Qua scusate, siamo tornati alla Scozia. Guardate la soglia della tassazione in Scozia, come in Inghilterra. Innanzitutto fino a 11.000 sterline di guadagno, sia che tu sia uno statale che sia privato, tu non paghi tasse. Okay? Si chiama personal allowance. Anche in Italia, se c'hai figli a carico, si può recuperare un po', però te lo fanno dopo. Là invece sta prima. Se cominci a pagare tasse sopra questa soglia, questo da 6 aprile di quest'anno. Questa settimana fa. Non paghi più del 20% fino a 43.000 sterline, circa 50.000 euro di reddito all'anno. Non paghi più del 20% di tasse. Questo dovrebbe essere normale. Da 43.000 sterline a 150.000 su il 40%, dopo ovviamente di più, su per 150.000 sterline. Notate che da quest'anno il 10% però rimane in Scozia. Quindi metà circa delle tasse che vengono pagate in Scozia, va bene, di quei 47.000 che si pagavano prima, restano in Scozia. Questo succede con la devolution, non può succedere con un sistema centralizzato. Figurare qui l'indipendenza come che sarebbe. Andiamo avanti. Guardate che in Italia, rispetto ad altri paesi d'Europa, c'è una maggiore pressione fiscale rispetto per esempio alla media europea è del 24, circa 25%, paesi come il Canada più del 40%, solo la Francia è un pochino come noi, e infatti si trovano anche loro messi mica tanto bene. Rispetto a tutte le nazioni più potenti economicamente come minimo più del 20%. Andiamo avanti. Questo signore qua, come si chiama?
Dracula immagino, Giancarlo Padoan ha fatto, perché ero riso sì, parla inglese, però non è inglese, però non è nato inglese. Allora, sono andato a dure sto qua che aveva fatto intervista furbetta al Sole 24 Ore, sono a dire che no, ma noi adesso con i tagli che stiamo facendo arriveremo a un pressione fiscale media che passerà dal 42,6% al 42,4%, vendendola come una roba enorme, insomma, un genio dell'economia mondiale, nuovo Keynes, immagino, John Keynes. E invece, andiamo a vedere la verità, boom. L'Italia per la media di tasse sulle imprese è sul 65,4%, quasi 70%. Batte solo Venezuela, Nicaragua, Francia, Guinea, Brasile, Mauritania. Savio dove c'è Mauritania? Io so bene, perché ho un po' di familiarità con gli Canari. Sei stato? Come sei? Bellissimo immagino. Però uno dei paesi più poveri del mondo, al 100% islamico. Vero? Vedete dove vi vogliono fare arrivare? Colombia, Tagikistan, Bolivia, Argentina ormai è partita per la tangente, non si capisce più cosa c'è là dentro, questi dati qua non sono poi così. Comunque questo è il Business Insider, che è un settimanale specializzato in economia. Andiamo avanti. Questo è il modo in cui sono divise le autorità locali con la devolution. Andiamo avanti. Allora, cosa si paga? Fai un po' i conti del servo. Allora, con le tasse locali che il governo di Holyrood, cioè il Parlamento scozzese, prende, quindi metti il Consiglio Veneto, paga gli impiegati i costi di amministrazione pubblica e il capital spending, che sono degli investimenti di capitale per costruire strutture pubbliche, dai, dove vai. Da dove arrivano questi soldi? Arrivano dai sussidi che prende il governo scozzese, in parte ancora da perché è devoluta, non è indipendente la Scozia. Imposte di proprietà di uso non domestico e della council tax, che è la tassa comunale, che la paga per tutti, per la polizia, per i pompieri, per i trasporti, per lo smaltimento dei rifiuti. È una tassa unica per tutti la paghiamo praticamente. Si fa solo per, però non fai 3 o 4 tasse differenti qua per comune, no? Un ex sindaco sicuramente può spiegarmi meglio questa roba. Andiamo avanti. Questi erano fondi che erano stati decentralizzati già negli anni 70. Il General Fund è praticamente il fondo locale decentralizzato dove ci sono i soldi della Scozia da usare per i cittadini scozzesi. Quello che succederebbe in Veneto se ci fosse un Veneto autonomo, non ancora indipendente ma almeno autonomo. Poi i fondi per l'assistenza per la casa, per le assicurazioni, e poi quei fondi capitali di cui vi parlavo prima. E adesso stanno decentralizzando anche i fondi pensioni. Tutti questi fondi sono decentralizzati. Questo solo per il tema dell'evolution. Se no, non sono soldi che tornerebbero a Londra. Andiamo avanti? Ora, facciamo i ben sti conti della serva. Allora, questa è la spesa, totale entrata e spesa del General Fund, quindi del fondo principale del SCEI locale della Scozia del 2011-2012, che ti dice che la spesa lorda è la spesa per impiegati, costi amministrativi, logistici, eccetera, meno i sussidi governativi che arrivano ancora, c'è stata una spesa netta di circa 11.000 miliardi di sterline, va bene? Circa 13-14.000 miliardi di euro. Sono entrate in tasse locali, comunali, council tax, poi ci sono anche gli altri che risparmiano bene, anche gli scozzesi, notoriamente scozzesi. Il netto delle entrate è stato di 12 miliardi e mezzo di sterline, totale della bilancia 1 miliardo e mezzo di sterline in attivo. Devolution significa non solo meno tasse, ma anche scusatemi, migliore spesa, miglior capacità di amministrare la spesa pubblica. Non sono la stessa cosa, va bene? Combinate fanno un'economia potente e ricca. Andiamo avanti. Quindi i vantaggi della devolution, poi faccio un break per donazioni. I vantaggi della devolution non sono solamente di tipo economico, perché non è solo questione del residuo fiscale, che da sola basterebbe, ma anche tutti i vantaggi sociali
che si possono avere. Perché dal punto di vista economico non può dire, vabbè, ci sono migliori processi decisionali, migliore amministrazione abbiamo visto, migliore comunicazione di informazione abbiamo visto, minore tassazione abbiamo visto, maggior reddito pro capite abbiamo visto, minore spreco pubblico abbiamo visto, migliore utilizzo delle risorse che abbiamo visto, maggiore tasso di occupazione loro abbiamo visto e aumento delle piccole e medie imprese ve l'ho dimostrato. Andiamo avanti? Ma poi ci sono anche queste cose. Migliore qualità di vita perché? Migliore assistenza personale gratuita per gli anziani. Quindi tutti quei schemi che spendevano gli altri prima abbiamo visto 100 euro al mese per una famiglia di tuttosi con papà e mamma disabili, noi perché è gratis. Grazie alla devolution. Migliore assistenza per i disabili perché si fa legge ad hoc. Controlli sanitari gratuiti. Occhi e orecchi si possono controllare gratuitamente, aumento delle energie rinnovabili, lo abbiamo visto, educazione gratuita fino alla seconda media superiore gratuita, ambiente più pulito, diritto a acquistare terreni a parte comunitaria, una roba interessante anche quella, no? Per esempio Stato del Veneto, urbanizzato com'è, potrebbe cominciare a gestire terreni per conto suo, migliore rappresentanza politica anche per i giovani, c'è un aumento per i giovani, accesso più facile alla casa, meno criminalità. Non c'erano, scusa, i tassi di criminalità però nei vari... Era una delle più alte d'Europa, adesso è una delle più basse. Commissioni etiche e diritti civili, governo più vicino alla gente perché è una specie di democrazia diretta alla fin fine. È un miglior uso strumento referendario, andiamo avanti. Quindi gli svantaggi, certo ci sono più stratificazioni di dipartimenti di governo, desde qualche carica in più sicuramente, di maggiore frizione fra il governo locale e quello centrale, e poi naturalmente indipendenza del governo centrale per moneta, banca centrale, politica estera, difesa e confini, questo adesso se è indipendente, altrimenti no. Andiamo avanti. Ecco. Quindi vedete perché è importante la devolution. Adesso, velocemente, sarei grato se facesse delle donazioni per Venetian Ambassadors, che è una fondazione umanitaria. Ecco un'altra cosa che in Italia e anche in Veneto non si capisce ancora, il valore del fundraising, cioè raccolta fondi, è importantissimo, perché non fa nessun cambiamento della storia, nessuna rivoluzione senza scale. La prima forza, motore fondamentale di una rivoluzione è gli scale. Il risorgimento si sta fatto con gli scale, della Francia, dell'Inghilterra, dei massoni. Va bene? Non si è fatto da Garibaldi, dopo si arriva a quello che ha fatto più danni che benefici. Allora, ci occupiamo di, abbiamo rappresentato un po' tutto il mondo, ci occupiamo di lavoro, business, traduzioni, interpreti, investimenti, avremo i nostri... Se riuscite a mettere almeno 5 euro, meglio 10 euro a testa, questi vanno in favore, metti quella dopo, di quei bambini là che vedete, che sono quelli del distrofia muscolare, progetti, se lo fate passare fra di voi, proprio come che fa in Cesare, fila per fila, così uno si vergogna, ma quella cosa bisogna vedere. Questa è distrofia muscolare, uno dei nostri progetti, quello dell'occhiello. Poi stiamo finanziando un progetto culturale per l'origine dei Veneti, il libro bianco dei Veneti, di cui vi parlerò in altre occasioni. Andiamo avanti. Qui avete i dati se volete fare delle donazioni via conto bancario. Dopo, casomai se vi interessa ne vedete dopo. Andiamo avanti. Come si è arrivati a questo? Qui è la lezione che deve imparare la Lega o qualsiasi altro partito o movimento che voglia iniziare un progetto di tipo autonomista o indipendentista. Questa è la parte più interessante, scusatemi se vi ho intrattenuti a lungo, ma il clou in realtà è adesso, per capire cosa si può imparare dalla lezione scozzese in termini politici e strategici. Ok? Allora cosa è successo? Andiamo avanti. Come mai si è arrivato alla devolution in Scozia? Intanto si è cominciato dal fatto che nel 1603, non stai preoccupare su questa slide qua, non so che parla della storia adesso. Nel 1603 è morta la regina Elisabetta I d'Inghilterra, una delle più grandi regine che ha avuto''Inghilterra, che ha fondato l'impero inglese come è conosciuto fino a qualche decennio fa.
Non aveva figli. Allora la monarchia inglese e quella scozzese si sono unite perché gli Stuart di Scozia erano i più diretti eredi al trono. Era attaccato praticamente le due monarchie, andando avanti per altri 100 anni, tanto che c'è stata una rivoluzione repubblicana, del Cromwell, una ventina di anni che ha tagliato un sacco di teste, occupandosi della presente. Dopo che ci fa massa Spagna, non c'è meglio che tomano quei re regine, perché qua sono ancora preso. E verso la fine all'inizio del Settecento avevano unito i parlamenti. Il 1 maggio del 1707, col trattato dell'Unione, il Parlamento inglese e quello scozzese si uniscono. Quindi capite che la unione Scozia-Inghilterra, poi derivava dall'Irlanda nel 1801, e Galles, che era da dentro, è un trattato. Quindi è anche più facile per la Scozia attaccarsi, se volesse, diversamente da una regione italiana che invece, l'articolo 5 della Costituzione, è molto vincolata. Però la home rule, come si chiamava la questione scozzese, metti questione evento da noi, è sempre stata sentita in modo molto forte, anche dopo, perché già alla fine dell'Ottocento c'era un ufficio dedicato alla Scozia a Londra, poi si è spostato a Edimburgo nel 1939. Andiamo avanti. Lo Scottish National Party è vecchio, legato da più di 80 anni quel partito lì. Immaginate la Lega, quando ha cominciato la Lega? Lega Veneta a fine anni 70, Lega Nord 87, se non sbaglio, forse lo chiedo, se non si primo seggio parlamentare nel 45, quindi una storia ancora più lunga. Laburisti abbandonano la politica della devolution negli anni 50, i laburisti socialisti erano in favore della devolution della Scozia, però dopo la seconda guerra mondiale c'era un sentimento in cui bisognava ricostruire l'Europa, quindi che smetterebbe qualsiasi politica locale, quarto seggio si univano tutti quanti. L'SNP vince le elezioni nel 67, nel 68 gli danno supporto anche i conservatori che capivano che era un po' una miniera d'oro, sta facendo un po' come che fa qua, Forza Italia, quei partiti come quell'altro che persino Fratelli d'Italia ogni tanto fanno passare questa roba, no? Solo il PD non capisce questa roba. Nel 70 passa il documento che propone la creazione di un'assemblea scozzese. Si tenta il primo referendum per la devolution nel 79, viene perso perché hanno stabilito una soglia del 40%, trucchetto dell'amministrazione Thatcher per farli perdere. Thatcher ha sempre odiato gli scozzesi, perché gli ha possibilmente andiamo avanti. Storie di tutte faide, baruffe, litigi interni che ha visto la Lega negli anni 80, che avevano gli altri indipendentisti quasi ogni giorno. È normale, è fisiologico avere divisioni di siti, eccetera. Finché non arrivi a un fronte grosso in coalizione che si assesta, come un po' dopo un terremoto, no? E dopo si quieta tutto quanto. Andiamo avanti. Ecco, il Veneto, dov'è il Veneto? Allora, nell'89 la convention passa la convenzione costituzionale scozzese, cioè un accordo per cui si deve eleggere una nuova Costituzione in vista di una devoluzione. Qui siamo abbastanza vicini in quel senso lì, però manca un Parlamento, non ce l'abbiamo mica, abbiamo un Consiglio noi. Nello stesso anno però passa il claim of right, cioè la rivendicazione del diritto alla legacy culturale e storica della Scozia. Cosa significa? Significa il diritto di dire noi siamo un popolo, e questo noi l'abbiamo fatto perché nel 2012 è passato lo Statuto della Regione Veneto, che è il paragrafo 2-3 mi pare, parla esplicitamente del concetto di popolo veneto, bene, identità storico-culturale. Quindi anche noi stiamo facendo qualcosa, ma soprattutto Zaia sta facendo quello, o perlomeno ha cominciato a fare, quello che gli scozzesi poi hanno fatto nel 95, soli 7 anni di distanza, la cosiddetta blueprint, cioè cos'è una blueprint? Una specie di canovaccio istituzionale che ti dice adesso quando noi saremo autonomi, quando saremo devoluti, noi per la sanità facciamo questo, per la scuola cambiamo così, la sicurezza facciamo questo, le pensioni, il lavoro, l'istruzione, l'università, ricerca, le energie, tutte quelle robe che abbiamo visto prima, come le devoliamo, dobbiamo anche avere pronti
un progetto, un business plan, lo chiamerebbe imprenditore, per capire cosa fare. Perché io sono un indipendentista al 200%, e qui ci sono testimoni che probabilmente possono testimoniare per me, va bene? Però lo stesso a volte dico, lo slogan dire indipendenza e basta, non basta, bisogna anche avere un progetto del Rio, giusto? Perché una volta che siamo indipendenti e autonomi, cosa facciamo? Cosa fate della scuola, dell'istruzione, delle strade, dei trasporti, dell'esercito, della difesa, della sicurezza, delle pensioni? Scusate, hanno perso il referendum proprio perché non avevano studiato bene facendo del trasferimento delle pensioni, tutto lì perché hanno vinto quasi, altrimenti. Quindi Zaia sta in qualche modo, io la porto in questo senso, anche se so che ci sono persone qui, anche questa sera, che non sono d'accordo con me, perlomeno ho cominciato a fare questo, ho cominciato a scrivere, bisognava cominciare a scrivere, va bene? Quindi è importante quello che sta facendo il governatore Zaia, perché bene o male che passi l'autonomia o una forma di autonomia, quel lavoro non è sprecato, perché una volta che apri quella finestra diventa un spiraglio sempre più grande. E quindi alla prossima volta sarà ancora di più. Però parte del lavoro è già stato fatto. E non sono più chiacchiere, è un business plan. Nel 97 il Partito Laburista, pensate la mentalità diametricamente opposta alla nostra, come se il PD avesse favorito il referendum sulla devolution. I laburisti lo fanno passare nel 97 e lo vincono gli scozzesi col 74% dei voti. Però c'era anche la domanda di attribuzione del potere di variare le tasse, quindi chi argomenta con Zaia obietta questa cosa ha effettivamente ragione. Gli scozzesi avevano anche quella domanda lì, che mi pare che invece nel caso del Veneto sia stata rifiutata in sostanza dalla Corte Costituzionale. Andiamo avanti. Passa il referendum, si devolve, andiamo avanti, la sanità, istruzione, giustizia, quindi ritornerebbero i tribunali, i giudici di pace, non so che stanno qua ancora di più, va bene? I magistrati locali, magari eletti localmente. Ieri sono andato a votare per il capo della polizia, per dirvi. Le amministrazioni locali, l'agricoltura, la pesca e i trasporti, andiamo avanti. Queste aree erano state all'inizio messe come in riserva, poi in realtà ve lo dico subito, hanno già delocalizzato servizio civile, devoluto se volete, la politica fiscale è stata devoluta perché adesso il 10%, metà resta praticamente in Scozia, la legislazione sul lavoro, impresa, nome Scozia abbiamo anche visto, l'energia abbiamo visto, l'assistenza sociale e pensioni ho menzionato, adesso non c'è tempo per di tutto stasera, comunque si può fare anche quello in un altro momento. Frequenza radio televisive, siamo lì, però ci sono un sacco di radio private, locali, insomma, qua per quello. Andiamo avanti. Queste cose non si possono devolvere. Come mai? Perché se te devolvi che roba lì? Sei indipendente? Sei una nazione nuova? Che mi spero tanto che succeda. E sono sicuro che succederà. Prima che muoia almeno. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Aspetta, qua per dare un'idea del senso democratico degli scozzesi, vi menziono velocemente la Sewell Convention. Per quelle aree che non sono ancora state devolute, che potrebbero essere devolute, ma che sono una specie di aree grigie, non si capisce bene, eccetera, non sta scritto niente, eccetera. Chi è che decide? Da dove fa arrivare il KEF? Questo è il fondo della questione. Allora c'è la Sewell Convention, che significa che il governo inglese non può prendere decisioni legislative in aree soggette a devoluzione senza il permesso del governo scozzese. Okay? Questa è democrazia, signori miei. Non come Renzi che dice no, Veneto autonomo non se ne parla. Chi sei tu? Una persona. Quanti Veneti che sei? 5 milioni di morti. Che ti domandare qualche euro. Per questo è quello che fai scopo. No, te sei un uomo arrogante, dispotico, verticista. E lascio stare termini di terminologia. Andiamo avanti. L'uomo che ha fatto il referendum di indipendenza, andiamo avanti. Vince le elezioni nel 2007, passa la mozione per il referendum di indipendenza alla fine del 2007, gli inglesi già spavento, vai, spaccatelo. Anziché mandare l'Equitalia oppure addirittura i magistrati ad arrestare la gente per robe ridicole, va bene?
di cui sono totalmente innocenti, e che mandà una commissione ministeriale del signor baronetto Kenneth Kalman, che si chiama appunto Commissione Kalman. Che state attenti, gli altri vedremo ora delle aree di più da devolvere, basta che Stefani che sta dentro la Gran Bretagna. Andiamo avanti. Questo potrebbe farlo Renzi, se volete, tutto sommato, no? Si potrebbe negoziare, e spero che si vada anche in quella direzione. Oppure che va a risolvere, dovremmo negoziare qualche un altro. Invece l'SNP dice, no, guarda, gli altri adesso guarda, siamo stanchi, bene, se non dico che andiamo avanti. L'autonomia trascina l'indipendenza, non è mai stato il contrario. La stessa cosa per la Catalogna, va bene? E per altre aree che hanno visto autonomia. È una tendenza entropica. Più ti accorgi che sei forte, che stai meglio, che sei appunto autosufficiente per conto tuo, più arrivi appunto a dire, beh, a questo punto vuoi indipendenza. Quindi è sbagliato, secondo me, va bene, poi sentiremo l'opinione vostra, che dice, ma se facciamo solo autonomia, in qualche modo vanifichiamo lo sforzo per l'indipendenza. No, è una strategia complementare, non è antagonista. Okay. Perché una tira l'altra. Nel 2007 parte la National Conversation, questa è, andiamo avanti, vedete che dei posti sono una enorme azione di consultazione popolare, per chi è stanco abbiamo quasi finito, coraggio, un'enorme azione di consultazione popolare per capire dal basso, democrazia diretta, cosa vuole effettivamente la gente, per tutti i settori istituzionali. Allora si fa, come nella tradizione nordica, queste grandi assemblee, dove che tutti discute, un po' come il forum che faceva prima della caduta del muro di Berlino. Era discussione in agosto 2007, migliaia di persone, con quei siti, non con le mie spende Skype per andare a fare meeting o non in comune ovviamente con internet, puoi fare un sacco di siti dove la gente vota direttamente i problemi, tipo di soluzioni da dare per la scuola, per la sanità, per il lavoro, per le pensioni, eccetera. Il segreto della conversazione nazionale è l'associazionismo, cioè loro hanno identificato le associazioni tipo noi potremmo identificare Confartigianato, Confcommercio, oppure in cultura e politica, quelle di sinistra, ARCI o quelle democristiane, una volta che erano le ACLID, tutti questi in qualche modo ha un polso della situazione del territorio, che ti dice quali che sono i problemi più urgenti, va bene? Combinare questo poi con delle assemblee pubbliche dove arrivano anche proprio i singoli cittadini, va bene? Che magari non sono stati colti dall'associazione, tramite l'associazionismo tu raccogli un'enorme quantità di dati che sono i dati reali di quello che vuole la gente, ok? Molto spesso, anche statisticamente. E poi la puoi anche interrogare direttamente, come i metodi di democrazia diretta, con un sito online di sondaggio. Che uccello è quello, Dio sapete? Il becco gentile, no? Puffin si chiama in inglese. Mi pare sia la gabbianella marina, una roba del genere. Questo qua vive in Scozia e in Islanda. Andiamo avanti. Fare un pinguino del caso mio. So che le buone maiale, quello sì. Che ha fatto discussione dappertutto, anche fuori dalla Scozia, fra scozzesi che vivono fuori dalla Scozia, come noi potremmo fare con i veneti che vivono in Brasile. E deriva appunto a pubblicare, dopo faceva ogni volta per settore pubblicazioni periodiche su quello che diceva la gente per ogni settore, quindi era una cultura ovviamente diametralmente opposta a quella italiana, dove tutto invece viene deciso dato in basso. Andiamo avanti. Questo è importante, questa è la lezione che dobbiamo imparare tutti, autonomisti, indipendentisti, di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto, e bisogna veramente impararlo così. Chi che ripara quasi a Minera d'Oro come Paperoni con Klondike, primo che arriva meglio sei. Perché? Perché con operazioni di consultazione di questo tipo si hanno tre effetti. Primo, un aumento vigoroso del consenso per l'idea di indipendenza, perché tutti cominciano a parlarne, o dell'autonomia, come sarebbe nel caso Veneto. Bisogna far parlare la gente queste robe qua. Non ti puoi solo adesso sui giornali. Per quanto io possa avere milioni di energie, anche solo personali in grado di fare un'impresa titanica del genere, bisogna che la gente lo sappia, giusto? Ci vuole la comunicazione.
E invece in Italia non parlano mica tanto queste robe qua. E allora dobbiamo parlare a livello del territorio. Coesione interna fra tutte le anime indipendenti, tutti cominciano ad andare d'accordo perché vedono l'obiettivo comune. Va bene. Un aumento vertiginoso di consenso per chi lo organizza. Come dicevo, Paperone, Klondike, primo che arriva a cantare la bandierina vinse. Però bisogna farlo. Lo che ha fatto l'SNP, che ha capito che questa strategia di marketing politico poteva funzionare, lo hanno fatto, sono passati dal 40% qualcosa di voti alle elezioni del 2007 che hanno dovuto fare una coalizione con i laburisti, che ha rallentato quindi il processo di devolution, scusate, di indipendenza, sono passati al 60% la maggioranza bulgara nel 2011. Chi fa questa roba qua è quello che pianta la bandierina, la miniera d'oro, Paperone, Klondike, che non è ancora stata registrata. No man's land, terra di nessuno. Ok? Già capire questa roba qua. Andiamo avanti. Dopo poi dei vari modi per fare queste campagne qua, amico partecipare anche me. L'idea dell'ambassador nasce effettivamente da queste campagne qua, che loro diciamo così. Andiamo avanti. Fundraising importantissimo, radio. La radio spesso funziona anche meglio della televisione in tante cose. Per gli anziani però deve usare ancora giornali tradizionali perché reggono ancora quelli, un po' come qua. Andiamo avanti. Qui eravamo sempre a Edimburgo nel 2013, siamo tutti vestiti di rosso e di bianco per essere più visibili davanti ai media. Andiamo avanti. Qua sono io, parlavo di indipendenza ancora nel 2012, durante lo speak che avete visto prima. Andiamo avanti. Questo mio amico Gordon McIntyre Kemp è un imprenditore scozzese indipendentista che per appoggiare il governo di Sarnock ha fatto quello che i nostri imprenditori dovevano fare qua, che ha formato una piattaforma indipendentista di imprenditori indipendentisti che tirano su soldi, fanno raccolta fondi per spargere più informazione possibile su tutti i vantaggi dell'autonomia o dell'indipendenza. Va bene? Bisognerebbe che i nostri imprenditori capissero questa roba, anche perché non ci vuole tanto. Lo fa con anch'io sono azionista di questa piattaforma. Paghi 100 sterline all'anno, diventi un azionista. Erano in 250 con passaparola nel marzo 2013, erano in più di 900 dopo 6 mesi, sono più di 2000 oggi. E è una corazzata. È un'impresa che può dare scale per l'indipendenza. Bisogna fare questa roba qua così. E che sei imprenditore che fa anche indipendentisti, ma esitegni, ne tira fuori scale. E vuoi la indipendenza senza tirare fuori la scale. Col postal market non arriva l'indipendenza e neanche l'autonomia. Andiamo avanti.